Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Violentato per 2 volte a soli 11 anni da 2 compagni di 14 anni. Dal racconto del ragazzino emergono nuovi e raccapriccianti particolari di veri e propri abusi sessuali. Si spara ancora nelle strade della Movida di Palermo. Una donna di 33 anni è stata ferita accidentalmente alla spalla da colpi di fucile esplosi nella notte in piazza Nascè. L'autore è fuggito a bordo di una Smart. Giallo a Trapani, un uomo trovato morto in una pozza di sangue nel piazzale poco distante dal palazzetto dello sport. Approvata a tarda notte la finanziaria regionale, ma la maggioranza di centrodestra ne esce dilaniata e sull'orlo di una crisi. Adesso si attende il rimpasto della giunta Schifani. Lombardo chiede l'assessorato alla sanità. Il Sicilia Express sbarca nell'isola, a bordo centinaia di pendolari siciliani che dal nord Italia hanno approfittato dell'iniziativa della regione siciliana contro il caro voli per tornare a casa a Natale. Calcio in Serie B, solo un pareggio per il Palermo contro l'Avellino, al Partenio finisce 2-2. E in Serie C tra poco Catania in campo al Massimino contro l'Atalanta Under 23, la squadra di Toscano punta al titolo di campione d'inverno. Ancora buongiorno. Sulle Madonie nel Palermitano un ragazzino di 11 anni abusato, si scopre che c'era stato almeno un altro episodio di violenza, quindi 2 episodi di violenza contro il minorenne. Le indagini si concentrano su 2 quattordicenni. Il servizio di Adelaide Barbagallo. L'orrore, lo stupro, la vergogna li aveva già vissuti il ragazzino di 11 anni di un paesino delle Madonie che dopo il secondo episodio è riuscito a vincere la paura e a raccontare tutto alla madre. Ad abusare di lui e costringerlo a rapporti sessuali completi 2 quattordicenni nell'abitazione di uno dei 2 all'uscita da scuola. Sentito dalla procuratrice del Tribunale dei Minori di Palermo con a fianco uno psicologo, il bambino ha confermato e fornito ulteriori dettagli. Il primo episodio a fine novembre, il secondo a dicembre. Al momento gli inquirenti si concentrano sui 2 ragazzi che per la loro età e gravità delle azioni potranno essere puniti dalla legge, ma il branco potrebbe essere stato più numeroso. Come spesso accade, i telefonini sequestrati potranno fornire immagini, chat e delineare il quadro della crudeltà. Entrambi i quattordicenni hanno ammesso di aver avuto rapporti sessuali col minore, asserendo però che l'undicenne era consenziente. Ma i referti dei sanitari dell'ospedale Cimino di Termini Imerese raccontano di ferite e lesioni che fanno comprendere come il ragazzino abbia invece lottato per sfuggire agli abusi. Perché io? Perché mi hanno fatto questo? Ha chiesto in lacrime il ragazzino alla madre. La donna è corsa subito a denunciare. Adesso a Palermo, dove è ancora violenza sulle strade tra le vie della Movida, sparatoria nella notte con una donna di 33 anni ferita, 2 giovani investiti dalla fuga dell'autore dei colpi esplosi che hanno colpito accidentalmente appunto la donna. Ci racconta tutto Manlio Viola. Notte di paura nelle vie della Movida di Palermo a ridosso del centro storico. Il bilancio è di una giovane di 33 anni ferita a una spalla con un colpo di fucile e 2 pedoni investiti durante la fuga dei responsabili. Nessuno è in pericolo di vita, ma le condizioni della ragazza sono gravi. La follia è scattata alle 2:30 della notte quando 2 persone a bordo di una Smart sono arrivate in piazza Nascè e hanno iniziato a sparare con un fucile. Una sorta di spedizione punitiva che però non ha centrato il bersaglio degli aggressori. Un colpo invece ha raggiunto alla spalla la giovane donna di passaggio. Dopo aver sparato, la Smart si dava alla fuga e a ridosso della via Mazzini investiva altri 2 giovani che stavano attraversando, sbattendoli a terra, per loro solo ferite lievi. Una follia scattata a 2 anni esatti dall'omicidio Celesia avvenuto a pochi metri di distanza dal luogo della sparatoria di questa notte di fronte alla discoteca Note 3. La zona rossa è istituita dopo l'omicidio da Ormina all'Olivella che coinvolge 3 aree della città, all'interno di una delle quali ricade proprio la zona della sparatoria di questa notte. Non sembra dunque aver scoraggiato le azioni dei violenti. Per tutta la notte l'area è rimasta transennata e gli investigatori della polizia scientifica e dei carabinieri hanno cercato tracce e interrogato possibili testimoni. L'ipotesi più accreditata è quella di una nuova vendetta fra 2 diverse bande di strada che da tempo si fronteggiano per le vie della Movida di Palermo.
E adesso a Trapani, dove la procura ha disposto l'autopsia sul corpo di un uomo rinvenuto cadavere nei pressi del palazzetto dello sport in piazzale Ilio. Ad allertare i carabinieri, e qui si tinge di giallo la vicenda, è stata una telefonata anonima giunta al 112 poco prima della mezzanotte. Ci racconta tutto Laura Spanò. È giallo a Trapani. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, una telefonata giunta al 112 ha segnalato la presenza del corpo di un uomo ricoperto di sangue nella zona antistante il palazzetto dello sport a piazzale Ilio. La persona che ha telefonato però non si è fatto trovare nella zona. Il corpo verosimilmente si trovava nei pressi di questa struttura apparentemente abbandonata, ma in realtà con la luce del giorno si vede dalle masserizie che vi sono ammassate dentro che era abitata e da tempo. Si potrebbe trattare di un senza fissa dimora che aveva trovato ospitalità nella zona, che è stata transennata. Immediato l'arrivo dei carabinieri, dei vigili del fuoco e infine di un'ambulanza del 118. Ai soccorritori però non è rimasto altro che confermare il decesso. Si tratta di un uomo tra i 40 e i 50 anni. Nella zona del ritrovamento gli investigatori del nucleo operativo del comando provinciale hanno lavorato per ore alla ricerca di una qualsiasi traccia. Tutti i reperti rinvenuti sono stati portati via e saranno esaminati. Al momento sono queste le uniche notizie che trapelano. Per fugare ogni dubbio sulla causa della morte, potrebbe infatti non trattarsi di morte violenta. La procura ha disposto l'esame autoptico sulla salma. Un'auto con a bordo un 18enne si è schiantata contro un albero intorno alle 3 di notte in Viale Diana, all'interno del Parco della Favorita a Palermo. La vittima si chiamava Giuseppe Filippone. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli investigatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere e il giovane poi è morto al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. Scoperti 3 mega depositi pieni di abiti contraffatti tra Catania e Mister Bianco. Un fiume di merce, tutta falsa, tutta tarocca, pronta a invadere il mercato in vista del Natale. Il servizio di Eva Spampinato. Erano pronti a finire sotto l'albero di milioni di siciliani, confezionati e presentati come capi di lusso, oggetto del desiderio di molti, eppure era tutto fake, un regalo falso eppure illegale. A Catania la Guardia di Finanza ha inferto un colpo durissimo al cuore del mercato del falso, sequestrati 2 milioni di capi di abbigliamento e accessori contraffatti, nascosti in 3 enormi depositi tra Catania e Mister Bianco. Un vero e proprio tesoro illegale, stipato in magazzini per oltre 600 metri quadrati, più di 4.000 scatoloni pieni di borse, giacche, scarpe, tute sportive con i marchi più famosi al mondo, dal lusso allo streetwear, dai brand dell'alta moda a quelli sportivi. Tutto falso ma curato nei minimi dettagli, con etichette e perfino QR code che rimandavano ai siti ufficiali delle maison, capaci di ingannare anche l'occhio più esperto. La merce era pronta a finire sul mercato proprio ora, alle porte delle festività natalizie. Secondo le stime avrebbe fruttato oltre 15 milioni di euro. 3 le persone denunciate, mentre le indagini proseguono per risalire all'intera filiera del falso. Un'operazione che accende i riflettori su un fenomeno sommerso che danneggia l'economia legale e mette a rischio anche i consumatori. E adesso andiamo alla politica. È stata approvata nella notte la finanziaria regionale, ma restano le polemiche e gli scontri in una maggioranza, quella di centrodestra, ormai al limite della crisi. Il servizio di Manlio Viola. Con 29 voti a favore e 23 contrari, all'1:30 della scorsa notte è stata finalmente approvata la finanziaria regionale siciliana. I lavori sono proseguiti fino oltre le 3 del mattino per il coordinamento delle norme con il bilancio della regione e l'approvazione delle tabelle. La legge di stabilità si compone alla fine di 57 articoli, mentre altri 78 saranno trattati a gennaio in 2 diversi disegni di legge stralcio, uno dei quali costituirà una vera e propria finanziaria bis. Alla fine passano tutte le norme considerate irrinunciabili dal governo: 200 milioni di decontribuzione e incentivi alle assunzioni, altri 210 per la super ZES unica per gli industriali siciliani, 15 milioni per i bonus edilizi, l'aumento delle giornate per i forestali, la stabilizzazione dei trattoristi ESA, i contributi in più ai comuni, l'aumento a 25 ore del lavoro degli ex PIP stabilizzati. Ma la finanziaria politicamente è stata un bagno di sangue. Forza Italia attacca la gestione d'aula da parte del presidente Galvagno, che avrebbe permesso con le riscritture la nascita di una vera e propria maggioranza alternativa, un ribaltone silenzioso
confuso, dando spazio a Norma e PD, 5 Stelle, Sud chiama Nord, Movimento per l'Autonomia. Ma Galvagno non ci sta e in un messaggio mandato di notte ai deputati difende chi non ha avuto niente e fa saltare sulla sedia Ismaele Lavardera che minaccia esposti alla magistratura. A sua volta è l'opposizione che questa volta non ci sta. Una maggioranza schizofrenica che tende a dare le responsabilità ad altri. Ma nel messaggio di Galvagno c'è ben altro. A gennaio, dice il presidente dell'Ars, chiederò alla maggioranza un serio confronto, a meno che non si voglia andare a casa prima. Questa mattina, di ritorno dagli auguri natalizi a Roma col presidente Mattarella, Schifani spegne le polemiche, ringrazia Galvagno per la gestione d'aula e sottolinea come la finanziaria rispecchia la politica economica di sviluppo del governo e per il terzo anno consecutivo eviti il ricorso all'esercizio provvisorio. E sulla finanziaria, ma su altri temi della politica, è intervenuto ieri l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo nel tradizionale incontro per gli auguri di Natale a Catania. Lombardo ha lanciato un messaggio chiarissimo al presidente Schifani. Sentiamo Orazio Longo. Bisogna fare quadrare il cerchio e questo lo può e lo deve fare Schifani. Il tradizionale incontro per lo scambio degli auguri natalizi di MPA Grande Sicilia al Parco degli Aragonesi, nelle ore in cui si discute la finanziaria a Palermo, non manca di proporre un ragionamento politico da parte dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo, che da Catania si rivolge direttamente al governatore in carica Renato Schifani. Questo cerchio ha bisogno di essere quadrato, con forza, con autorevolezza e con la determinazione che l'elezione diretta gli consente. Da ora in poi si fa così con questa squadra e si raggiungono questi obiettivi. Chi non ci sta se ne vada, tanto c'è un anno e mezzo da qui alle elezioni ed è un anno e mezzo, come dire, per rilanciare la regione e per raggiungere obiettivi importanti. Altro capitolo, la questione sanità. Nella sanità ci vuole un gatto feroce che senza trappole per i topi e senza colle dove si resta appiccicati, li metta tutti a stecchetto e li intimorisca tanto da fare diventare tutto virtuoso. Io un nome ce l'ho e l'ho fatto a lui. Per carità, si può chiamare bianco, verde o giallo o russo se volete, ma va fatto subito. Messaggio chiarissimo evidentemente dell'ex presidente Lombardo. Adesso parliamo del Sicilia Express, perché sono tornati a casa poco prima dell'ora di pranzo gli oltre 500 fuorisede che hanno approfittato del Sicilia Express, il treno, il cosiddetto treno dei pendolari, che in queste festività per la seconda volta consecutiva ha portato i pendolari dal nord Italia in Sicilia. È solo il primo dei due treni. Sabato prossimo arriverà un secondo convoglio. Il servizio di Francesco Loi. L'attesa dei familiari. Il Sicilia Express arriva a Siracusa. Il treno partito da Torino si è fermato qui, come a Palermo, dopo quasi un giorno di viaggio. 560 i fuorisede a bordo. Anche se i biglietti siamo riusciti a prenderli solo 2 giorni prima, sono stati un po' una sorpresa, non sapevamo nemmeno se riuscivamo a prenderli. Tra musica, balli e tombolate, il viaggio è stato un vero divertimento. L'allegria emerge anche dalle stories pubblicate sui social. Vorrei agganciare il tono alla sonata. Devo dire che come iniziativa è stata abbastanza carina, divertente, sicuramente la rifarei. Il Sicilia Express è sempre più atteso, un'opportunità che la regione dà ai fuorisede, un modo per sfidare il caro voli che in questo periodo ha l'exploit. Una bellissima esperienza, io non sono mai scesa con il treno e ci siamo divertiti, abbiamo fatto 1000 attività e è stato veramente bello. I biglietti al prezzo di €29,90 sono andati a ruba in un batter d'occhio. Novità di quest'anno il bis. Sabato prossimo, infatti, arriverà un secondo treno che porterà altri siciliani che studiano o lavorano al nord. 2 anche le partenze per il rientro, 5 e 10 gennaio. Perché per spostarsi dal nord al sud non basta un cassonetto. Poi vale, ma che... Adesso andiamo a Catania, dove ricami e memorie private si trasformano in un'opera d'arte collettiva per raccontare Sant'Agata come forza condivisa, grazie all'opera dell'artista che si chiama Domenico Pellegrino. Il servizio di Eva Spampinato.
Centrini, ricami, frammenti di dote, oggetti semplici, carichi di storie familiari, diventano tessere di un grande velo collettivo lungo 1 chilometro. Un progetto partecipativo ideato dall'artista Domenico Pellegrino che invita la città a cucire insieme memoria e futuro. Un filo da solo diventa fragile, si rompe, ma quando lo intrecciamo e quindi diamo vita ai centrini, questo diventa forza, e questo è il concetto che c'è dietro quest'opera. Le stoffe e i centrini che comporranno Tu sei Agata stanno arrivando da tutte le parti del mondo. Dall'India, da Carrara, da Torino, da Milano, da New York. Tantissimi stanno spendendo e vogliono partecipare. Sarta in azione oggi al Palazzo della Cultura per continuare a cucire la memoria. Nel pomeriggio invece un talk su diritti, inclusione e comunità con istituzioni, artisti e sarte volontarie. 3 volte a settimana chi vuole donare il proprio tempo, anche solo 1 ora, e partecipare all'Istituto Divina Provvidenza in Via della Concordia. Sono nate amicizie, un gruppo di donne, sono già quasi 20 che si alternano. La prima parte del velo sarà in processione la mattina del 3 febbraio, giorno dell'apertura delle celebrazioni in onore di Sant'Agata. Saremo lì con questa prima parte che sfilerà da Piazza Duomo sino a Piazza Stesicoro. Sono aperte ovviamente le donazioni perché il chilometro sarà presentato nei festeggiamenti del 17 di agosto. Cucire come atto di cura, resistenza e appartenenza, perché Agata non è solo una santa da celebrare, ma una forza che vive nelle persone e insieme davvero siamo tutti Agata. Bellissima iniziativa. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi un'ampia pagina dedicata al calcio. Bentornati in studio, nella seconda parte del nostro telegiornale apriamo la pagina del calcio, parliamo subito del Palermo che non ha centrato, non è riuscito a centrare la 4ª vittoria utile consecutiva che l'avrebbe comunque mantenuto in testa alla classifica. La partita bizzarra contro l'Avellino al Partenio finisce 2-2, ce la racconta Marco Gullà. Sotto l'albero di Natale un panettone amaro per il Palermo. Al Partenio di Avellino finisce 2-2, un punto che rallenta la corsa dei rosanero verso i piani alti della classifica. Monza, Frosinone e Venezia vincono tutte. Il Palermo, per non perdere la scia, doveva necessariamente centrare i 3 punti. Una gara dai 2 volti, quella di Avellino, primo tempo in mano agli Irpini, ripresa con il Palermo più aggressivo e capace di ribaltare con Ranocchia e Poyampalo il gol di Biasci. Ma nel finale Diachité si fa espellere, l'Avellino pareggia con un super gol di Palumbo. Ma andiamo per ordine, è l'Avellino a giocare meglio nella prima frazione di gara. Joronen è attento e non si fa sorprendere in alcune occasioni, ma al 39esimo gli Irpini passano in vantaggio. Errore di Ranocchia, la palla finisce sui piedi di Missori che serve Biasci tutto solo nel cuore dell'area piccola. Il numero 14 non sbaglia davanti a Joronen, 1-0. Il Palermo non reagisce, la formazione di Inzaghi gioca male con poca verve. Ceccaroni sbaglia e Tutino alla palla del raddoppio, ma dopo aver aggirato Joronen non riesce a segnare. Manovra lenta, Palermo con il motore ingolfato, i cambi di Inzaghi però rivitalizzano la squadra. Fuori Segre, Bani, dentro Gomez e Giasi. Al 70esimo il pareggio dei siciliani. Da palla inattiva Augello, scodella per Ceccaroni che controlla e calcia in porta. Sulla respinta di Dafara Ranocchia scarica un bolide di Mancino sotto l'incrocio, 1-1. 80esimo calcio di rigore al Palermo per questo fallo di mano in area irpina. Poyampalo è glaciale, 2-1, ma non è finita. Inizia un'altra era del match. Diachité espulso per doppia ammonizione e subito dopo pareggio Avellino con questa perla di Palumbo, 2-2. Il Palermo è alle corde, nel recupero Joronen salva Rosanero con parate prodigiose. La formazione di Inzaghi non riesce a vincere la 4ª gara consecutiva. Adesso invece ci occupiamo del Catania che tra poco sarà in campo alle 14:30 al Massimino contro l'Atalanta Under 23. L'obiettivo della squadra di Toscano è chiudere il 2025 con una vittoria per agganciare il primo posto in classifica con proprietà con il Benevento. Il servizio di Francesco Triolo. Una squadra giovane di qualità, soprattutto a centrocampo in avanti. Mimmo Toscano ha presentato così l'Atalanta Under 23 di scena oggi pomeriggio al Massimino contro un Catania che ha come obiettivo quello di tenere il ritmo del Benevento e riagganciare al primo posto in classifica. È una gara difficile come tutte le altre, una squadra giovane, una squadra di qualità,
soprattutto nel reparto di centrocampo e davanti. La squadra che gioca, che crea, in tutte le partite che abbiamo visto ha creato problemi a qualsiasi squadra, quindi ci sono tutte le componenti per essere una gara impegnativa. Noi vogliamo chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi davanti alla nostra gente e ci siamo preparati per questo. Toscano deve fare i conti con l'assenza di Di Gennaro per squalifica. La linea difensiva dovrebbe essere composta a 3, da Pieraccini, Allegretti e Celli. Torna disponibile Martic, come ha detto anche Toscano, ma bisogna capire quanti minuti ha nelle gambe. A centrocampo spazio per Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma, con Jimenez e Lunetta ad agire alle spalle di Forte, giunto a quota 7 gol in campionato. Partiranno dalla panchina Rolfini e Caturano, per i quali Toscano ha sottolineato come siano parte del gruppo e non è escluso possono essere impiegati anche insieme a Forte, è il caso di Caturano. Di fronte ai rossazzurri si troveranno un Atalanta reduce dalla sconfitta interna con il Sorrento. Bocchetti dovrebbe schierare una formazione a specchio rispetto a quella del Catania, almeno inizialmente, con il doppio trequartista Cortinovis-Vavassori alle spalle dell'unica punta di ruolo Misitano. Calcio inizio alle 14:30, da mezz'ora prima su Telecolor il via a diretta stadio con le anticipazioni dal Massimino, la gara da vivere insieme e il post partita con le interviste ai protagonisti. Adesso chiudiamo la nostra pagina del calcio con la partita, il derby tra Siracusa e Trapani, che sarà l'ultima gara per le due siciliane prima della fine del 2025. Si incontreranno oggi allo stadio De Simone. Il servizio. Siracusa-Trapani è un derby crocevia, squadra in campo dalle 14:30 al De Simone, in palio 3 punti di vitale importanza. L'ultima gara del 2005 non è per nulla banale. Siracusa e Trapani rivali ma gemelle per un cammino recente contraddistinto da pareggi per le future penalizzazioni e due presidenti, Ricci e Antonini, tanto amati per il ritorno in C, ma oggi contestati dai tifosi. A gennaio la classifica di entrambi sarà riscritta, un motivo in più per vincere il derby del De Simone. Tra gli azzurri, Conturati squalificato in tribuna, 23 convocati, assenti Zanini, Iobbe e Krastev, disponibili Bonacchi e Candiano, confermati l'ex Basulla tre quarti e Molina punta centrale, trasferta vietata ai tifosi del Trapani. Ci apprestiamo a giocare un derby importante, un derby sentito, un derby di grande rivalità calcistica e quindi ci siamo preparati benissimo, perché l'obiettivo nostro è quello di chiudere nel migliore dei modi il 2005, il girone d'andata, 2025, scusate, il girone d'andata caratterizzato da tante situazioni spesso extracalcistiche, dove però la squadra ha mantenuto sempre fermo l'obiettivo, l'idea di isolarsi, di lavorare, e quindi questa settimana i ragazzi hanno dato tutto. Granata senza gli infortunati Negro, Stramaccioni e Benedetti, convocati Di Noia, Fiscenaler e Ciuferri. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di TG Sicilia, che sarà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di domenica a tutti.